Oddio. No, mi sono immersa nell'atmosfera e che questo romanzo è molto suggestivo, quindi basta poco per trovarsi in un altro mondo. Quindi lì praticamente stavo dentro questo piccolo locale con i protagonisti, quindi ho avuto un attimo un flash. Senti, siamo qui insomma diciamo, per presentare il tuo romanzo, L'ombra del suo corpo. E, la prima cosa che mi è venuta in mente è questo mondo che tu descrivi, Borgo, che è un mondo parallelo rispetto alla Roma bene o bella. Ma tu quanta familiarità hai con questa umanità e con questi luoghi? Allora, Borgo nel romanzo è più che altro un luogo della mente, nel senso il quartiere è sempre un quartiere che mi ha molto affascinato perché è al centro di Roma, però tutto sommato è chiuso, intorno, sotto San Pietro. È un quartiere che poi è anche molto sofferto, perché una volta ormai ne è rimasto solamente una parte, perché chissà la storia di Roma, via della Conciliazione, c'era una parte di Borgo, che era proprio la spina di Borgo, che poi è stata devastata, azzerata con una scure di carne, come disse Buonanima, che l'ha praticamente distrusse per fare via della Conciliazione, per in qualche maniera festeggiare il concordato che aveva fatto con il Vaticano. Per cui parto da quella zona, le sollecitazioni sono quelle, però poi in molti angoli, diciamo, non è stata un'operazione meramente neorealista in cui ho fotografato un luogo. Quella zona mi piaceva, ma poi ci ho messo del mio, nel senso che in alcuni settori, in alcune parti, io ci ho messo il quartiere dove sono nato e cresciuto, che è Primavalle, che con Borgo non c'entra assolutamente nulla. Però questa umanità dolente sta lì, è a un passo da uno dei posti più ricchi, più belli di Roma. Sì, questo è vero, perché il quartiere è molto bello e adesso poi negli ultimi anni ha avuto grossi cambiamenti. Scusate, una dotazione di servizio, c'è una macchina in doppia fila che sta facendo il troppo? Nessuno di vostra? Ok, perfetto. Il quartiere parlavamo dell'umanità. Crea due vasti di umanità dolente. Beh, tutti i personaggi all'interno del romanzo sono dei personaggi che in qualche maniera sono sofferenti. Qui noi abbiamo introdotti due che sono i protagonisti, poi Alessio, che è un ex poliziotto, e la ragazza Mari, che è una prostituta che viene dalla Rigetta, e c'è questo incontro tra Incontro-scontro, diciamo. Incontro-scontro. All'ombra del suo corpo vuole sottolineare l'aspetto difficile che vivono i due protagonisti, sia Mati che Alessio, perché entrambi hanno un passato difficile, entrambi vivono quindi all'ombra di un dolore che condiziona enormemente le loro vite. Quindi il titolo sottolinea proprio questa loro caratteristica che li accomuna, anche se sono personaggi molto diversi, sono personaggi che provengono da contesti molto diversi, ma nello stesso tempo appaiono incredibilmente simili, perché in qualche modo vivono una condizione di dolore che li condiziona. E questo dolore, come dire, ti ha colpito particolarmente o no? Allora, è bello vedere come entrambi riescano ad uscire e a sconfiggere in qualche modo questo dolore. Piove! Sono un paio di giorni che piove e Borgo è diventato un'immensa pozzanghera d'acqua scura. I vicoli sono ancora più bui del solito, più misteriosi, mentre tutto intorno il centro di Roma si prepara al Natale ed è pieno di luci sfavillanti. Le vetrine dei negozi e gli alberi addobbati, le macchine parcheggiate in doppia fila, la gente che si accalca sui marciapiedi. Questo avviene tutto intorno. Dentro Borgo non c'è nulla di tutto ciò. Borgo è strano, sembra quasi che non partecipi al Natale, alla compulsione che spinge le persone a entrare e uscire dai negozi. Entro dentro il bar di Tony, sono bagnato da capo a piedi e sto morendo di freddo. Tolgo l'impermeabile e lo getto su una sedia. In fondo alla
sala una coppietta è seduta a un tavolo e parla sottovoce. Sono chiusi in un mondo tutto loro, un universo fatto di promesse e baci e carezze. Nel futuro quell'universo caldo si raffredderà, ma ora sono belli e a guardarli fanno tenerezza.